Nel dramma di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a miesa ringhia fuori, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, senta qua. Rispose lei: Sia comodo, vedrà che ci si sta. si stringano, per me c'è posto ancora, ma qua non si andranno, s'accomoda signora. E allora io dietro l'angolo mi strinsi ancora un po', le rise poi guardandomi le gambe a cavalciò, ti sospirai prendere, tanto una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signora. E allora dissi io: è di Napoli? Non mi son di Milano, ma fai bagni qua certissimo, non mi faccio domani, vorrei vedere il Frisio, non visto mai finora, ma se vuole io posso. Oh grazie, e sammo ca signora. E allora? Ma allora perdonatemi, cadi in tram, uè, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai in un taxi, a 20 lire all'ora, e a prisi un ceglietto, ma i sulla da signora. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanciare, ma lei compare ingenuo mi disse: oh c'è non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora che io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù, a Frisio ci mangiai 200 lire più, tornando immaginando stevo con l'occhio a fora finché all'hotel Vesuvio scendette qua signora. E allora qui viene il graziosissimo Caienna Patrasì, a tutti presentavami, presentomi Maria, ma avevi fiata propria venuta pone fora e dietami in da camera e s'assetta signora. E allora mentre proprio a stava a abbracciare vicino alla porta sentette d'ursuliare, chi sarà mai sta bestia si mandi alla malora, nu cameriere ne smoking o punta da signora. E allora ci guardai curiosi tutti e tre, lei prese il conto, pagalo 2083, una pensata spirita dissi mo non è ora, e il cameriere pratico pardon signora. E allora lei fa: ma sei stupido, qua stupida madame, 100 lire di tasse, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e che sta caponora cacevo banche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manca una iena, pigliai un cappello e subito ma una scennetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ietta truva Maria che m'aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità, la vecchia Vanova non sa da mai cagnare. Grazie signore. Allora, bravi anche perché ci impegniamo nella musica ma anche nel sociale, perché facciamo la raccolta differenziata, come vedete dalla cassetta, la carta alla... Signora, non vi girate di spalle proprio quando dico... No, faccio la raccolta differenziata con la carta di qua e il metallo di qua, il rame non lo prendiamo, col bigliettino ci chiamate, facciamo anche la raccolta a casa porta a porta.